Da Crocetta fino ad Asolo, passando per Pederoba, Cornuda e Montebelluna, è da qui che comincia la rivolta dei comuni, con i sindaci nuovamente in trincea contro furti e rapine. Rafforzeremo i servizi di pattugliamento delle forze dell'ordine in vista delle festività di Natale, promette il prefetto. Poca cosa, la situazione attuale di pericolo e insicurezza per tutti i cittadini, racconta esasperato il sindaco di Crocetta, narrando dell'ultimo furto subito soltanto poche ore fa. Si è verificato ai danni di una famiglia che in quel momento non era in casa e si è verificato in via Verdi ieri sera. Almeno dalle informazioni che ho io. Ed è una via che finora ha visto 6 furti, se non sbaglio. Anzi 6 tentativi, di cui 4 mi sembra andati a buon fine e 2 no. E poi c'è chi invoca una ricompensa contro i malviventi. Un modo per incentivare la cittadinanza ad essere dei guardiani del loro territorio è anche quella magari di mettere una taglia in modo tale che le persone siano ancora più interessate a fare i guardiani del proprio comune. Poi c'è la proposta più moderata, quella di mettere in rete le polizie locali di Cairano, Volpago, Crocetta, Giavera, Nervesa, Trevignano e Montebelluna, sul modello di quello già esistente per i carabinieri. È un salto di qualità che potrebbe dare senz'altro una risposta migliore al territorio, in logica sempre di collaborazione con i carabinieri e la questura e la prefettura. Sindaci che con Asolo e Cornuda parlano di reati in aumento nei loro territori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Abbiamo una diminuzione complessiva che tocca numeri importanti, parliamo comunque di cifre che vanno del 5-8%, pertanto quella che a mio avviso è la percezione che ha il nostro territorio, le popolazioni del nostro territorio rispetto alla questione della criminalità alla fine è basata su dati che alla fine sono reali. Il problema è ciò che i cittadini percepiscono e percepiscono una situazione di insicurezza. Il problema è che quando c'è il ladro bisogna prenderlo, punto.